Uno studio ha rivelato un'immagine preoccupante del Veneto, a dire della consigliera regionale Baldin, per quanto riguarda la spesa pubblica impiegata per il sociale, gli asili nido e l'istruzione, che pone il Veneto a competere non con le fruttuose regioni del nord, esempio per l'Italia, ma tra i fanalini di coda. Su 20 regioni il Veneto è 18° per gli investimenti nell'istruzione e nella formazione. In Veneto eccellenze sono affiancate a situazioni pesanti. Secondo Baldin, l'autonomia regionale non garantirebbe che gli stanziamenti vengano spesi in maniera diversa, ma è la visione politica che sta portando alla privatizzazione dei servizi e alla loro rarefazione nel territorio a fare del Veneto una tra le ultime regioni virtuose della classifica. Erika Baldin ricorda i 140.000 euro di fondo sociale aggiuntivo ottenuto dalle opposizioni lo scorso dicembre grazie ai propri emendamenti presentati al bilancio regionale. Soprattutto i fondi destinati all'autismo coprono un'esigenza crescente della popolazione verso un tema considerato finora marginale rispetto alla sua reale incidenza nella società. Ma Zaia non ha voluto introdurre l'addizionale IRPEF che avrebbe gravato sui redditi più alti, sostenendo ad esempio le case di riposo e in generale la spesa per le politiche sociali. Ora c'è uno studio ufficiale e terzo a dire che essa è deficitaria e che le cose non possono più andare avanti così.